Fondi per la rigenerazione urbana da destinare alle periferie di 96 città ed aree metropolitane. Il decreto mille proroghe ha congelato gli oltre 3 miliardi di euro che erano stati stanziati dal governo Renzi, rinviando tutto al 2020. A Treviso sarebbero dovuti arrivare 14 milioni, per i quali era già stata programmata tutta una serie di lavori di riqualificazione urbana delle periferie che ora non si sa se verranno mai realizzati, dalla trasformazione a LED di tutta l'illuminazione pubblica della città al rifacimento di Piazza Martiri di Belfiore, alla pista ciclabile per collegare il Parco dello Storga alla Restera, per arrivare alla sistemazione degli impianti sportivi di Via delle Acquette, il giardino delle piscine di Selvana, il Parco Eolo. Il PD trevigiano attacca, il segretario Zorzi punta il dito contro Salvini. Le promesse fatte nella campagna elettorale per il capoluogo non sono servite a nulla, dice. Se poi scopriamo che tra i primi provvedimenti del nuovo governo c'è la sospensione fino al 2020 dei tanto attesi 14 milioni destinati agli urgenti lavori di riqualificazione dei quartieri nord della città. Rincara alla dose il capogruppo del PD in Consiglio Comunale Stefano Pelloni, che si rivolge direttamente al primo cittadino di Treviso. Ora il sindaco Conte scelga, dice Pelloni, i cittadini di Treviso o la sua tessera di partito. Lo invito a lavorare insieme agli altri sindaci dei capoluoghi veneti e al governatore Zaia, conclude Pelloni, affinché alla fine prevalga il buon senso e siano sbloccate queste risorse per le periferie.